Sono Luigi Casu e rappresento la Tecnolegno Plus. È una falegnameria artigianale che nasce intorno agli anni 90 con mio padre. Attualmente l'azienda si occupa di arredi che principalmente sono basati sull'arredo su misura. Quindi dall'arredo privato si può passare benissimo all'arredo commerciale o in occasioni come ad esempio la Fiera di Mogoro passiamo alla realizzazione con la collaborazione con designer di manufatti di questo tipo. Per me essere artigiano è un vivere quotidiano. Ogni giorno ci troviamo davanti a nuove sfide, a nuove avventure dove dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di inventarci qualcosa. Sono Alessandro, sono laureato in architettura a Firenze. Dopo 9 anni di lavoro in uno studio ho lasciato tutto, sono andato in Argentina e ho fatto una parentesi di 3 anni nel mondo del cinema, delle scenografie. Mi è sempre piaciuto scolpire, dipingere e disegnare dei pezzi d'arredamento, quindi con il Dimogoro ho trovato l'occasione di esprimere questa mia passione. Il disegno molte volte è rimasto solamente un disegno sulla carta, invece con gli artigiani c'è stata la possibilità di realizzare dei pezzi usando la loro manualità, la loro esperienza, facendo delle correzioni a quello che è il progetto iniziale, che naturalmente si deve incontrare e scontrare a volte con l'esperienza degli artigiani. Per me l'artigianato è una forma d'arte che naturalmente deve scontrarsi con un mercato, quindi i pezzi non sono proprio unici, però diciamo che anche pezzi uguali hanno la loro unicità, perché ogni pezzo ha qualcosa dell'artigiano proprio che lo rende differente da quello che può essere un pezzo di produzione industriale. E quindi per me l'artigianato è arte.